devi farlo, Dovere. Dice. Venite che dobbiamo togliere la... Sì, venite qua. Luca, Mario. Alla vita del io che te ne fritto. Aspetta. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Ci tenevamo molto a questo momento di condivisione con le persone che abitualmente frequentano la nostra piazza. Oggi festeggiamo il ritorno dell'anziano, come l'ha definito il presidente della Proloco, che oggi battezzeremo con il nome di Siu Yakeddu, qua nella Piazza del Popolo. Questa statua è tornata qua nella Piazza del Popolo dopo un periodo di assenza. Era qui e rappresentava quello che rappresenta abitualmente la piazza, l'antica Agorà, ossia il luogo di ritrovo, in particolare dei nostri anziani. Se noi andiamo a ritroso e guardiamo le foto storiche di Orosei, troviamo sempre fissa come presenza quella dell'anziano seduto a raccontare su scontor de piazza. E questa statua vogliamo che rappresenti proprio questo, le figure dei nostri vecchietti, diversamente giovani, che animano le nostre piazze, che contano su scontor de piazza e che vivono tutti i giorni quella che è la memoria del nostro paese, raccontando lo scontor di una volta e testimoniando ai nostri giovani quanto sia importante, quanto sia il fulcro del paese la piazza del popolo. Siamo riusciti a riportare questa piazza con la collaborazione della Proloco, qui c'è Andrea il presidente che poi ci dirà insomma qualcosa. La collaborazione con la Proloco, come ho già detto anche venerdì in occasione dell'evento Notte al Museo, è molto importante perché ci aiuta sempre a valorizzare quelle che sono le nostre tradizioni, a promuovere il nostro paese, e con un'azione coordinata con l'associazione proprio di promozione del territorio per eccellenza che è la Proloco, riusciamo sempre a fare delle belle cose, perché la collaborazione è sempre produttiva. Grazie alla collaborazione adesso con la Proloco, ma poi anche con le associazioni culturali del paese, con i nostri cittadini, ci portano sempre a produrre qualcosa di buono. Credo che sia la base di quello che è la vita della comunità di questo paese. Quindi è arrivato il momento di scoprire la statua. Ecco qua, bentornato Siu Yakeddu. Oggi lo battezziamo sì. Naturalmente ringraziamo l'artista Mario Mula, vieni qui vicino a me, che ti devi prendere l'applauso di tutta la piazza. È un po' timido, però io gli faccio i complimenti perché ha saputo proprio rappresentare quello che è un momento importante della vita di comunità. Grazie per la tua disponibilità, per la tua collaborazione. No, vicino il microfono, vicino. Non si è sentito cosa ha detto. Mario, di quello che dici, faccelo sentire anche a noi. Non ha detto niente. Sto ringraziando il comune che ci ha pensato a riportarla in piazza, visto che l'ho realizzata per la piazza e la piazza doveva tornare. Quindi li ringrazio per il momento. Grazie a te. Dedichiamo questa statua a tutta la popolazione di Orosei. Sarebbe bello che chi passasse di qui, i nostri ospiti, i nostri turisti, ci facessero una foto e visto che siamo ormai nel mondo social, postassero la loro foto taggando la pagina del comune di Orosei o comunque scrivendo un pensiero per il nostro paese, in modo tale da portarlo in giro nel mondo. Grazie. Andrea? Buonasera a tutti. Allora, quando Elisa e Mario ci hanno chiesto di poter collaborare alla riuscita del riposizionamento della statua qui in Piazza del Popolo, era ottobre,
ottobre-novembre, quindi un evento del genere era stato già progettato qualche mese addietro. Noi come Proloco siamo stati subito disponibili a cercare di portare la statua e di collaborare nella riuscita dell'evento. Poi per me personalmente, io sono del posto perché abito qua vicino, da piccolino venivo qui a fare, quando in adolescenza, i giochi che si facevano, e c'erano gli anziani che ci bacchettavano quando giocavamo, come si dice a pallone, che magari la nostra tecnica non era molto sopraffina, una pallonata gli prendeva alle spalle all'anziano di turno e ci bacchettavano. Quindi il nome l'anziano noi l'abbiamo proposto proprio per questo motivo qua, perché con la pazienza, la perseveranza e poi la costanza di un anziano, di un signore di una certa età, non ci hanno mai fatti andare via da questo posto, anzi ci hanno sempre invitato a ritornare, anche se ci bacchettavano, a ritornare a giocare nella Piazza del Popolo. Quindi il nome anziano era dovuto a quello. Poi certo, dopo l'artista Mario Mula giustamente ha un suo nome, ha messo il suo nome, è quello e sarà il nome ufficiale, non ci sono dubbi. Quindi grazie a tutti voi per essere qui presenti, grazie all'amministrazione per averci dato l'occasione di collaborare a questa bell'evento. E niente, poi passo la parola penso a Don Alessandro che ben ne dirà l'occasione, il posizionamento. Grazie. È già stato detto tutto, non aggiungo troppo, se non appena l'ho vista mi è venuta subito in mente la immagine del berretto, un aspetto che mi piace moltissimo e che è rimasto solo a chi ha superato gli ANTA forse, quel segno di maturità ma anche di rispetto, il cappello che si toglie sempre in determinati momenti, e quindi mi ha richiamato a questo duplice rapporto che deve esserci da parte delle giovani generazioni, rispettare gli anziani perché sono la nostra memoria storica e soprattutto perché loro ci insegnano la bellezza del rispetto della vita. E l'altro il segno del bastone, il bastone che per Zio Iacheddu diventa un punto di appoggio dopo anni di fatica, ma che ci ricorda che nella vita dobbiamo avere sempre dei punti fermi che ci aiutino a tenere con fermezza lo scorrere del tempo, che è un dono e che proprio questa immagine ci vuole ricordare. La vita è un dono e a maggior ragione nello scorrere del tempo i nostri anziani non sono un peso, ma sono una risorsa, un valore che ci ricordano questi due aspetti, la fermezza e il rispetto. Quindi di tutto cuore la benedico e sono contento di avere un nuovo vicino di casa che continua a riempire il nostro vicinato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Padre Santo, fonte e autore della vita, benedici questa immagine che è stata realizzata per la nostra comunità. Tutti coloro che la guarderanno e la contempleranno riconoscano la grandezza del dono della vita e la custodiscano con amore e fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie. Bene, grazie a tutti, grazie Don Alessandro per le belle parole, grazie a voi per la vostra presenza, grazie a voi di averla riportata. Spero che questo possa essere un regalo per tutta la comunità
che ci ricorda appunto, come ha detto Don Alessandro, qual è il valore dei nostri anziani e qual è il valore e il significato della nostra piazza, perché questo sia sempre un luogo di ritrovo dove possiamo ritrovare quelli che sono i nostri valori, le nostre tradizioni, la nostra identità. Il nome Siuiakeddu rappresenta il nome del nostro patrono, che venerdì festeggeremo, e questa è la piazza dove c'è appunto la parrocchia intitolata proprio a lui. Quindi con questa statua vogliamo che questo sia ancora di più un luogo identitario, un luogo di ritrovo dove tutti i nostri concittadini si possano ritrovare, non solo fisicamente ma anche dal punto di vista emotivo. Grazie a tutti e a Metasanno.